Mi chiamo Angela De Mori, ho 21 anni e ho fatto la mia work experience alla Northwave di Levada. Sono stata nell'ufficio del magazzino e mi sono occupata principalmente di spedizioni e ho imparato ad utilizzare il gestionale AS400, che è il più importante all'interno dell'azienda, visto che si comunica attraverso questo tipo di programma. Mi hanno insegnato comunque a fare anche piccoli lavoretti, come ad esempio preparare dei kit di ricambio, perché la Northwave si occupa di abbigliamento, accessori e scarpe da ciclismo, però per coprire la parte invernale si occupa anche di snowboard, attacchi e scarponi, quindi preparare dei kit di ricambio da inviare agli atleti che all'ultimo momento hanno rotto le scarpe è stato uno dei piccoli lavoretti che ho imparato. Ho imparato a confezionare i vari team business, o come li chiamano in un altro modo, custom project, perché all'interno dell'azienda c'è un piccolo atelier dove viene preparato il personalizzato, ossia le varie divise con i diversi loghi che vengono richiesti dalle squadre di ciclismo. Dopo essere stati confezionati tutto, arrivano in mano mia e li spedisco ai vari team e alle varie squadre. Indipendentemente dall'azienda è stato molto utile il fatto di avere una possibilità di imparare, perché adesso chiedono tutti l'esperienza, però l'esperienza non la puoi fare a casa, la devi fare da qualche parte, e il fatto che una provincia si occupi dei giovani in questo modo per me è stato davvero utile, e soprattutto che abbiano partecipato aziende che veramente vogliono qualcuno all'interno. Per me è stato come trovarsi in una famiglia, perché alla fine mi hanno accolto tutti in un modo davvero bello. A qualche mese di distanza è bello essere riconosciuti anche per le proprie capacità, perché potrebbero benissimo evitarti e chiedere a chi ne sa di più. Invece magari facendo così ti aiutano anche a imparare altre cose, che essere un punto di riferimento per qualcuno, insomma, ti fa sentire importante e capace, soprattutto per chi non ha mai avuto possibilità lavorative come questa. E su di me, come dicevo prima, ho scoperto che devo cogliere l'attimo, perché fondamentalmente sono una persona che pensa tanto prima di agire e non sono una che fa stupidaggini in questo senso. E invece quando all'ultimo momento mi si è presentata l'opportunità di presentare i curriculum, non ci ho pensato due volte, perché non avere un lavoro non è facile e il periodo che stavo affrontando non era decisamente dei migliori. Non sapevo cosa mi aspettava, però alla fine ho fatto davvero una bella esperienza.